Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Oggi vi propongo una partita eccezionale giocata da due fortissimi campioni di scacchi. Con il bianco abbiamo Evgeny Barev e qualcuno potrebbe non conoscere questo nome, però facendo qualche ricerca molto più approfondita scoprirà senz'altro che è stato tra i migliori giocatori al mondo. Colui che quando io ero piccolo aprivo una rivista di scacchi leggevo sempre Barev, Kasparov, Barev, Kramnik e così via. Con il nero un fortissimo e chiaramente conosciutissimo Hikaru Nakamura, e i due stanno giocando a Toronto un match blitz, un match di esibizione. Quindi abbiamo due colossi dello scacchismo internazionale, il bianco un giocatore storico e il nero uno dei giocatori attualmente più forti a livello internazionale, a livello mondiale. D4, D5, C4, C6, apertura slava, e qui essendo un match diciamo amichevole, non vuol dire che i due giocatori non cerchino di vincere. Infatti poi, come vedrete durante la partita, entrambi vogliono cercare di vincere a tutti i costi. Ok, ho detto prima Barev con il bianco, Nakamura con il nero, mi correggo, è al contrario, e quindi con il bianco abbiamo Nakamura che gioca in questo modo: cavallo F3, cavallo F6, donna C2, apertura slava, linea moderna. Per quale motivo? Perché intanto qualcuno si chiede perché la donna deve andare in C2. La donna va in C2 per mantenere il contatto su C4 e in alcuni casi, con molta probabilità, il bianco potrebbe anche aggiungere l'idea di giocare il G3 alfiere G2. Un'altra idea potrebbe essere che questo cavallo il bianco vuole cercare di svilupparlo in D2. Se lo avesse fatto prima l'alfiere soffre, l'alfiere avrebbe la traiettoria chiusa, quindi probabilmente donna C2 permetterà prima di tutto lo sviluppo dell'alfiere di case scure in F4, G5 e poi successivamente il cavallo in D2. Se giocassi cavallo C3, come spesso accade, il nero avrà sempre la possibilità di catturare al centro. Quindi donna C2 scusate, donna C2 per il nero, cattura in C4 e 4 per il bianco, mossa molto dinamica. Non ho alcuna fretta di catturare un pedone che era già attaccato e chiaramente adesso sono pronto a ricatturarlo con l'alfiere. Tuttavia, come spesso accade quando il nero cattura in C4, il nero alla successiva è sempre pronto lì a difenderlo, e così è andata in partita. Quindi dimentichiamo la cattura del pedone C4. Sappiamo tutti che Nakamura è un giocatore molto offensivo, molto dinamico, molto creativo, e qui decide di giocare B3. E siamo tuttora nella linea principale. Questa è una delle posizioni principali dell'apertura, dove l'idea del bianco è semplicemente la ricattura del pedone C4. Cattura per il nero, il bianco riprende e dopo E6 ci ritroviamo in questa posizione. Alfiere D3 prepara in futuro una successiva spinta in E5 con attivazione immediata della fortissima batteria lì contro la rocca avversario. H6 per il nero, a rocco corto, e a questo punto alfiere B7. Alfiere B7, seppur strana, perché io sto sviluppando un alfiere su una diagonale già chiusa, in realtà voglio semplicemente svincolare il cavallo, perché il mio cavallo lo voglio portare in D7 e quindi qualcuno dovrà difendere C6. Cavallo C3 sulla scacchiera, cavallo D7 e a questo punto E5. Dopo E5 il cavallo è sotto attacco, solitamente si sposta al centro, e qui magari la maggior parte di noi potrebbe pensare: beh, il nero ha guadagnato il suo pedone, il nero è già pronto a creare problemi con un salto in B4, il bianco è costretto a catturare in D5 e peccato per lui, resterà col pedone in meno. Però attenzione, perché in questa posizione la scelta del nero è duplice. Il nero potrebbe catturare con il pedone E. In caso di cattura con il pedone E facciamo attenzione a questa struttura, perché così come accade in tante altre varianti, questa struttura prepara l'avanzata del fortissimo pedone F. Ok, dico fortissimo pedone F perché è un momento che il bianco sposta il cavallo, arriva F4, arriva F5, e se il nero avrà roccato corto arriverà anche F6. Come vedete tutti i pezzi sono già pronti lì per attaccare. Infatti Barev qui fa una considerazione pratica: scelgo di mantenere il mio pedone di vantaggio e subire l'attacco e poi essere costretto a difendere, oppure restituisco il pedone. Considerazione scelta pratica: restituisco il pedone, perché dopo la cattura Nakamura gioca alfiere per B5, pedone A6 e dunque l'alfiere si sposta in D3.
Donna B6 sulla scacchiera, mossa che comunque attiva la donna, mantiene un contatto su questo pedone. Contatto importante perché, come dicevo prima, spesso il bianco vuole spingere il suo pedone F lì in avanti in attacco e chiaramente se il cavallo resta in F3 non potrà farlo. Alfiere 3 per il bianco, torre C8, tempo sulla donna che si sposta a linea 2 e a questo punto A5. A5 è l'inizio di un bel piano. Il bianco va per la sua strada, gioca a cavallo H4, alfiere 7 per il nero, attacco il cavallo che non è difeso e qui la scelta notevole da parte di Nakamura è quella di giocare G3. Quanti di noi giocherebbero G3 in questa posizione? Probabilmente io me la penserei abbastanza, perché considero questa una mossa molto rischiosa, perché come da partita il nero cattura. È vero che ho aperto una colonna contro la rocca avversario, però mi ritrovo con un pedone H che in qualsiasi finale sarà una debolezza, è veramente difficile giocare in questo modo. Arrocco corto per il nero che non teme l'apertura della colonna, F4 per il bianco e a questo punto F5. Guardate che bella questa mossa. F5 solitamente chi ha la coppia degli alfieri dovrebbe aprire il gioco e quindi sembra abbastanza spontanea questa cattura in F6. Tuttavia la cattura in F6 attiverebbe immediatamente un cavallo che potrebbe saltare appunto in F6 e successivamente potrebbe risaltare verso queste centrali. Potrei saltare in E4 e potrei forse bloccare in queste altre case se necessario. Comunque un cavallo in F6 sta bene. Il bianco non è in grado di creare una batteria perché anche se ci provasse potrebbe giocare alfiere B1, donna D3, però il problema è che la casa H7 sarà sempre sotto controllo e quando proverà a giocare tipo re H1, torre G1, il re su questa diagonale un po' dispiace perché possiamo intuire che potrebbe correre dei rischi. Infatti in questa posizione dopo F5 Nakamura sposta il suo re. Sposta il suo re con l'idea di aprire la colonna alla torre. Torre A8 per il nero che si prepara alla cattura del pedone B3, anche se dovrà fare qualche attenzione perché in questo caso se lui da nero catturasse in B3, occhio, torre B1 è decisiva. L'alfiere in B7 è lì lontano, il bianco lo vede, lo cattura e ottiene un vantaggio decisivo. Torre G1 per il bianco, alfiere A6, il nero ha una struttura pedonale migliore, quindi propone delle semplificazioni. Alfiere A6, donna H5, mi gioco il tutto per tutto da bianco, se tu mi catturi questo alfiere che non ho più difeso, in realtà sono pronto a darti matto perché ho torre per G7, guardate che bella, torre scacco, lui cattura, interviene l'altra torre e a questo punto il re dovrà nascondersi in H7 difendendo il pedone, però è tardi perché c'è uno scacco matto in due mosse, scacco, il re si sposta, matto in G7 oppure matto in H6. E allora Barev, che come dicevo è un giocatore fortissimo, chiaramente non si fa sfuggire questa possibilità, gioca immediatamente torre F7. L'attacco e la minaccia su questo alfiere di case chiare resta, il bianco lo cambia, il nero riprende e a questo punto torre G3. E qualcuno dirà, o meglio, immagino che qualcuno potrebbe pensare, beh, donna per H6 come ha fatto Nakamura non vedere donna per H6, pedone in più, sono contento e vincerò la partita. In realtà dopo donna per H6 il problema, il pericolo arriva su questa diagonale bianca dove il nero è già pronto a portare la propria regina, la propria donna e da lì attaccare eventualmente il avversario. Quindi il pedone H6 per adesso lo consideriamo un pedone avvelenato. Torre G3, donna D1 propone il cambio e a questo punto Barev propone delle semplificazioni. Il nero in realtà è contento perché qui tutti i pedoni del bianco sono su casa nera e questo significa che l'alfiere è estremamente cattivo. Però la poca presenza di pezzi all'interno della posizione non permette al bianco di manovrare per ottenere un vantaggio. Sarebbe fantastico quasi senza avere questo pedone perché l'alfiere poi potrebbe giocare su H6. E non permette neanche al nero di ottenere una posizione vinta perché questo cavallo sì può manovrare però facilmente la posizione del bianco si difende facilmente. Infatti i due in questo momento si stringono la mano, pareggio, e il match che è stato considerato tra i più forti mai giocati in Canada a Toronto tra giocatori quotatissimi e nella prima partita si conclude in parità. Rivediamo subito com'è andata questa partita. Nakamura con il bianco ha giocato quindi D4, D5, C4, C6, apertura slava dove il bianco ha deciso immediatamente di giocare donna C2. Ricordate che donna C2 è dettaglio importantissimo per mantenere il controllo di C4.
Cattura del nero, il bianco conquista il centro, B5 per Evgeny Barev, giocatore materialista che chiaramente cerca di difendere il più possibile questo pedone. Il bianco può continuare in tanti modi, ma la scelta pratica, quella più convincente, sicuramente è il sacrificio del pedone. Do il pedone in B3, così come è avvenuto in partita, e dopo E6 Nakamura ha giocato alfiere D3 preparando la batteria. H6 per il nero, arrocco corto, alfiere B7, dunque cavallo C3. Cavallo D7 per il nero, E5, obbligando il cavallo da F6 a saltare al centro. È scelta importante, momento importantissimo. Ricordate che qui il nero può decidere di giocare una posizione con un pedone di vantaggio catturando col pedone E, però in partita ha giocato giustamente pedone C, cattura D5. Alfiere riprende, pedone A6, alfiere D3, donna B6 e a questo punto dettaglio importante per impedire che il bianco riesca con facilità a portare quel pedone F in avanti. Alfiere 3, torre C8, la donna si sposta, pedone A5, dunque cavallo H4 sulla scacchiera. Il bianco sa che deve giocare F4, F5. E ricordate che il pedone B3 è un pedone avvelenato perché in caso di cattura arriva la torre e, come direbbero a Roma, ciaone. Alfiere 7, G3, catturo, arrocco, F4 e a questo punto il nero ha la necessità di bloccare questa avanzata, quindi F5 sulla scacchiera. H1 per Nakamura, torre A8 per il nero e dopo torre G1 il bianco sta cercando di creare un po' di iniziativa. Alfiere A6 cerca di semplificare un po'. Donna H5, tutto per tutto, sto minacciando torre per G7 che, come avete visto in analisi, è vincente, e torre F7 difende tutto. Cattura in A6, la donna riprende, torre G3 sulla scacchiera, donna D3 e a questo punto il cambio delle donne è pressoché obbligato, altrimenti il nero si attiva troppo dopo donna D1 e chiaramente crea problemi. Cambio delle donne, semplificazione sul lato di donna con la spinta del pedone A4, cavallo B6 sulla scacchiera, semplificazione in A4, dopo torre per, cavallo per, Evgeny Barev propone patta e Nakamura accetta in una posizione dove effettivamente non può far molto. Spero che questa partita vi sia piaciuta, l'invito è sempre quello di seguire i social di Matto Scacco. Ciao a tutti!